Amen. Pace del Signore a tutti e benvenuti al nostro culto di Santa Cena. Io vi invito ad alzarvi in piedi per cominciare questo culto nel migliore dei modi, che è quello di parlare con il nostro Dio e chiedergli di inviare la sua presenza, di inviare la sua gloria, la sua potenza e il suo spirito su di noi. Io spero che abbiate passato un'ottima settimana, mi fa piacere di rivedere alcuni volti questa sera che non abbiamo visto la settimana passata. Che questa sera possa essere una sera di trasformazione per le nostre vite. Preghiamo che questa sera Dio possa parlare ai nostri cuori, possa compiere un'opera nuova in mezzo a noi. Amen. Preghiamo in questo momento per cominciare questo culto. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, siamo qua, Signore, per lodarti, siamo qua per adorarti, Dio, siamo qua per darti il nostro meglio, Signore. E ti chiediamo, Signore, di ricevere questo nostro meglio questa sera, ma ti chiediamo anche, Signore, di manifestarti in mezzo a noi. Siamo qua perché abbiamo bisogno, abbiamo la necessità, Signore, di vederti, Signore, di sentirti, Signore, di ricevere, Signore, la tua presenza, il tuo spirito nella nostra vita, Padre. Io ti chiedo, Padre, di parlare ad ogni cuore, Signore, che è qua seduto questa sera. Parla, Signore, nel modo che tu sai, Signore. Parla attraverso le lodi, parla attraverso la parola, Signore. Parla attraverso le preghiere. Parla, Signore, attraverso il silenzio. Parla, Signore, come tu vuoi, affinché tu possa toccare, raggiungere e trasformare ognuno di noi nel cuore e nella mente, Signore. Padre, io voglio invitarti a essere qua in mezzo a noi, in questa sera in cui ricordiamo, Signore, il giorno in cui tu sei morto e sei risorto per noi. Io ti chiedo, Signore, vieni, scendi in mezzo a noi, nel nome di Gesù. Amen. Ti invito a fare un applauso al Signore questa sera. Adoriamo e cantiamo al Signore. Amen. Cominciate ad adorare il Signore questa sera. Puoi dichiarare questo? Cantiamo la canzone all'alieno.
forza, onore, potenza, gloria, 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 forza, onore, potenza, santo, sei incomparabile, non c'è altro come te, nessuna terra, cielo, presente, santo, sei incomparabile, non c'è altro come te, nessuna terra, cielo, presente. Alleluia. Santo, santo, santo. Alleluia. Dichiariamo insieme gloria, forza, onore e potenza. Tu puoi dichiarare questo, che il Signore è il Dio che regna in questa città. Forza, onore, potenza, gloria, 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 forza, onore, potenza, santo, sei incomparabile, non c'è l'altro come te, regni sulla terra, il cielo per sempre, santo, sei incomparabile, non c'è l'altro come te, regni sulla terra, il cielo per sempre. Alleluia, tu puoi adorare il Signore con le tue mani questa sera. Alleluia, amen. Alleluia. Il Signore regna in questa città, il Signore è il centro di questa chiesa, noi non siamo qua per nessun altro e non essere Lui. Il Signore regna nella nostra casa, nelle nostre famiglie. Tu puoi dichiarare che il Signore regna nella tua famiglia? Che la tua famiglia è una benedizione. Amen. Comincia a dichiarare, comincia a dire parole di benedizione sulla vita del tuo marito, comincia a dire parole di benedizione sulla vita dei tuoi figli, parole di benedizione sulla vita della tua moglie. Comincia a dichiarare, anche se a volte loro ti fanno arrabbiare, comincia a dichiarare la benedizione sulla tua casa, comincia a dichiarare che la tua famiglia è una famiglia scelta dal Signore, comincia a dichiarare che la tua casa è una casa scelta dal Signore. La dichiareremo che il Signore, che la benedizione del Signore è sulla nostra casa, sulla nostra famiglia. Amen. Che Dio benedica e faccia brillare su volto su di te.
tuoi figli, i figli dei tuoi figli. Il Signore ti benedica fino a 1000 generazioni, tua famiglia, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli. Il Signore ti benedica fino a 1000 generazioni, tua famiglia, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli. In nome di Gesù, Signore ti benedica fino a 1000 generazioni, tua famiglia, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli, e tu sia la tua guida all'andare e al ritorno, al tuo fianco e in te, e con te Dio è per te, e di giorno e di sera, in guerra, di la tua uscita, della gioia e il tuo pianto, e con te Lui è per te, 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 e con te Lui è per te. Signore ti benedica fino a 1000 generazioni, tua famiglia, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli. Che Signore ti benedica fino a 1000 generazioni, tua famiglia, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli. Sai, noi stiamo pregando per una fede viva. Noi stiamo pregando perché Dio ci dia una fede viva. E noi abbiamo dichiarato la salvezza sulla nostra casa. Io so che questo è un anno nuovo, è un anno nuovo, è un nuovo inizio. E noi vogliamo dichiarare che le donne non verranno più da sole in chiesa, ma che i loro mariti verranno. Noi dichiareremo che i padri, che la madre non verranno più da soli in chiesa, ma che i loro figli verranno. Noi dichiareremo che il marito non viene da solo, ma che la moglie viene insieme. Tante delle volte noi abbiamo la fede per dire a un monte di andare da una parte all'altra, ma non abbiamo la fede che una persona può essere salvata. E noi dobbiamo continuare a credere. Noi dobbiamo continuare a credere che Dio può cambiare il carattere. Noi dobbiamo continuare a credere che Dio può cambiare la tua casa. Dio può cambiare il modo che le persone agiscono, perché Dio è Dio e per Lui non c'è niente di impossibile. E quindi se tu hai smesso di pregare per qualcuno, ricomincia a pregare da adesso. Se tu hai smesso di dichiarare salvezza nella vita di qualcuno che tu conosci, perché pensi che questa persona è troppo difficile, ricomincia a dichiarare adesso. Se tu hai smesso di pregare per un tuo familiare, ricomincia a pregare adesso, perché il Signore è un Dio che salva, il Signore è un Dio che guida, il Signore è un Dio che cambia il carattere, il Signore è un Dio che cambia situazione. Ti invito a cantare ancora che il Signore ti benedica, che il Signore ti benedica fino a 1000 generazioni, tua famiglia, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli. Con fede, che il Signore ti benedica fino a 1000 generazioni, tua famiglia, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli. Che tu sia la tua guida all'andare e al ritorno, al tuo fianco e in te, e con te Lui
giorno e di sera, la tua entrata e la tua uscita, nella gioia, il tuo pianto, è con te Lui, è per te, 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 è con te Lui, è per te. Famiglie riscattate, noi dichiareremo, Signore, noi dichiareremo per fede, Signore, noi dichiareremo per fede, noi dichiareremo un anno nuovo per famiglia, Signore, restaurata, Signore, per fede, Signore. E se qualcuno ha mancanza di fede questa sera, Signore, che il Signore possa accrescentare la sua fede, perché loro possono cominciare a credere in questo, Signore. Tu sei un Dio che cambia il carattere, tu sei un Dio che cambia persona, tu hai cambiato Paolo, tu hai cambiato, Signore, tante persone, tu hai cambiato Pietro, tu hai cambiato, Signore, i discepoli, tu hai cambiato, Signore, Mosè, tu hai cambiato, Signore, c'è una storia, Signore, tante storie nella Bibbia di persone che sono state cambiate, Signore, e il Signore non cambia mai, Signore, tu continui a essere lo stesso ieri, oggi, per sempre, e noi dichiariamo questo, vita restaurata, carattere restaurato, Signore, e che la nostra fede sia così grande da cominciare a pregare, Signore, e a dichiarare una famiglia benedetta, Signore, una casa restaurata, Signore, nei nomi di Gesù, Padre, nei nomi di Gesù, Signore, amen, Signore, amen, alleluia, amen, Signore. In virtù di quello che è appena stato detto, in virtù di quello che è appena stato dichiarato, io voglio invitarti a prenderti un minuto adesso. Se c'è in questo tempio una persona della tua famiglia, se tu hai questa possibilità, dai un abbraccio a questa persona. Se c'è tua moglie, se c'è tuo marito, se ci sono i tuoi figli, i tuoi genitori, dai un abbraccio a questa persona. Dai un abbraccio, fai sentire il tuo calore, fai sentire che ci sei. E se per caso invece oggi non c'è nessuno, se tu vorresti che ci fosse qualcun altro insieme a te, profetizza sulla tua vita, profetizza sulla sua vita, che il giorno che questa persona entrerà da questa porta arriverà, e arriverà presto, nel nome di Gesù. Amen. Prenditi un minuto, abbraccia questa persona, falli sentire quanto sei gioioso di essere qua insieme a lei e quanto è buono stare insieme alla presenza di Dio. Avviso di questa settimana, penso che Sonia si è nascosta dietro la colonna. Hai un avviso da dare per i giovani, se non sbaglio? Ciao a tutti, come state? Ok, grazie mille per il banner. Domani con i giovani ci incontreremo qui e saremo fuori, quindi posso lasciarvi anche un po' con la suspense di cosa faremo domani. Comunque ci incontreremo alle 4 qui, quindi invito tutti i giovani ad esserci perché penso che sarà proprio un tempo di questo evento si chiama Revive, ravvivamento. Amen? Amen. Facciamo un applauso ai giovani.
della nostra Chiesa. Anche questa settimana continua la nostra preghiera la mattina, 21 giorni di preghiera, come è stato già amministrato prima, una fede viva, è la preghiera della Chiesa, è la preghiera che stiamo portando avanti già da 2 settimane. Con domani entreremo nella 3ª settimana di questa preghiera, è l'ultima settimana e fratelli, io voglio invitarvi veramente a partecipare a questa preghiera. Non perché voglio che ci sia un grande numero su Zoom alle 6 di mattina, ma perché potete domandare a tutti quelli che hanno partecipato quanto Dio ha già agito, quanto Dio sta già agendo nella vita delle persone che hanno fatto una richiesta in questi giorni di preghiera. Abbiamo già avuto più di 5, 6, 7 persone che hanno già testimoniato sovrannaturale nella loro vita. Oggi c'è qua Katia che ha fatto una testimonianza l'altro giorno, la sorella Goya ha testimoniato, oggi non c'è, la sorella Goya ha avuto una testimonianza veramente incredibile anche lei su qualcosa che Dio ha fatto nella vita di sua madre, alla quale era stato diagnosticato un tumore, e attraverso questa preghiera doveva operarsi per un tumore, e dopo che ha cominciato questa preghiera il tumore è svanito dal corpo di sua madre. Quindi questa è solo una delle tante testimonianze. La sorella Asilda ha testimoniato, tanti hanno già testimoniato, non mi ricordo neanche tutte le persone che hanno già dato la loro testimonianza. Voglio invitarvi veramente, partecipate a questa preghiera. Sono mezz'oretta, non di più, potete tenere la telecamera spenta, il microfono ve lo spegniamo noi, non preoccupatevi, e pregate insieme a noi, pregate perché Dio sta facendo, e se voi volete vivere il sovrannaturale di Dio, questa è un'opportunità imperdibile. Continua il nostro culto ricarica il mercoledì, non mettiamo più l'avviso del culto ricarica, per piacere, sappiamo che c'è il culto ricarica. Il mercoledì c'è il culto ricarica, lo sappiamo tutti? Quindi mercoledì alle 6:30 preghiera, è l'ultima volta che faremo questo avviso, preghiera della Chiesa alle 6:30, alle 20 culto ricarica. Non dovrebbero esserci altri avvisi, vero? Quindi ho il piacere di invitare qua il nostro fratello presbitero Fabiano, che vuole dire qualcosa alla Chiesa questa sera. Pace a tutti. Allora, io ho già parlato con il pastore, è venuta un'opportunità di fare missioni. C'è qualcuno di voi qua che avesse voglia di fare missioni? Ok. Io ho sempre desiderato fare missione, nessuno sa, forse il pastore lo sa, io ho sempre fatto missioni. È venuta un'opportunità di un'associazione che c'è vicino a Castelvecchio. Dopo, se qualcuno si interessa, vi spiego più preciso. Sono delle persone che hanno bisogno, che vanno di questa signora qua, che ha l'associazione. L'associazione si chiama Scaldacuore. Io la conosco già da anni. E serve magari più di una persona, se possibile donne, ma se un uomo c'è il cuore che si scalda per aiutare Scaldacuore, io vi spiego come comportarsi, come andare. Non è che serve andare lì una giornata, no, serve un'oretta, 2 orette, quello che si può fare, perché missione si fa gratuitamente. E se qualcuno c'è voglia, io ce l'ho un progetto di portare queste persone che vanno lì e consegnare le Bibbie, però bisogna che ci sia una persona fisica. E dopo, se qualcuno si interessa, io vi racconto meglio. Grazie, pace a tutti. Amen. Quando Fabiano ci ha detto di questa possibilità, ci è venuto subito in mente un progetto che Dio aveva dato inizialmente all'Andrea già dopo i primi giorni che eravamo pastori in chiesa, e Dio aveva dato questo progetto all'Andrea di fare missioni. Sì, ma in che modo fare missioni? Il mio fare missioni che avevo compiuto fino a quel momento era semplicemente quello di andare in città a consegnare volantini e nulla di più. E questa era la mia idea di fare missioni, ma avevo visto quanto poco questo tipo di missioni aveva funzionato in generale, no? Nella storia
della Chiesa. E Dio aveva dato ad Andrea questo nuovo modo di fare missioni, ovvero fare missioni facendo del bene. Fare missioni facendo del bene, andare a donare il sangue, andare in associazioni come queste, andare in posti in cui veramente si possono cambiare le cose, in cui veramente si può fare qualcosa di buono. Andare lì con una maglietta con scritto Gesù ti ama, andare lì con una Bibbia, andare lì con qualcosa che fa vedere che io appartengo a Cristo e io che sono un servo di Cristo sono qua perché faccio questo con amore, con gioia, non perché vogliamo portare le persone qua in questa chiesa, ma perché vogliamo fare a conoscere le persone Gesù. Chi veramente è Gesù? Gesù è quella persona che andava dai poveri, Gesù è quella persona che andava dai peccatori, Gesù è quella persona che aiutava le persone. Gesù è colui che aiutava le persone. Questo è quello che noi volevamo far conoscere, e quello che Fabiano ha detto è un'opportunità veramente grande di fare in modo che questo progetto che 2 anni fa Dio aveva messo nel nostro cuore possa veramente cominciare. Quindi se avete nel cuore di fare questo, come ha detto Fabiano, sono 1 o 2 ore al giorno, è una cosa tranquilla, no? Quindi andate da Lui, cercate Lui affinché possa guidarvi su come fare questo tipo di missioni. Amen. In questo momento voglio invitarti ad alzarti, facciamo una preghiera per le decime, per le offerte. Tu che hai portato la tua decima, la tua offerta, hai la libertà di offertare alla casa del Padre. Avete visto Alberto che ha appena spento delle luci? Non so se l'avete notato tutti, ma ci sono le luci nuove in chiesa. Non volevo farvi notare le luci nuove, ma ci sono finalmente le luci nuove. Questa mattina Marco, Salmir sono venuti qua, anche Luan è venuto e hanno fatto questo lavoro splendido. Non ci sono più quei neon che scendono dal tetto che erano un po' inquietanti, non c'è più niente di tutto questo. Abbiamo delle belle luci che possono creare veramente un clima di adorazione a Dio, e quindi in questo clima di adorazione io voglio invitarti a portare la tua offerta al Signore e continuare ad adorare insieme a Dio. Amen. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, vogliamo donare a te le nostre decime, le nostre offerte, ciò che ci viene dal cuore, Dio, affinché la tua casa, Signore, possa essere una casa piacevole, Signore, in cui poter stare, in cui poter adorarti, Signore. Come sempre ti chiediamo che ogni decima, ogni offerta, Signore, che viene portata alla tua casa possa essere usata al meglio, Signore, per il tuo regno, per la tua opera, Dio. Guida, Signore, guida i nostri cuori affinché ognuno di noi possa portare a te ciò che veramente ha nel suo cuore. Nel nome di Gesù. Amen. Santo,
Questo è il nome di questo culto, adorarti. Per questo, Signore, noi vogliamo rendere a te la nostra adorazione. Potete sedervi. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 4. Vangelo di Matteo, capitolo 4, leggerò i versetti 23, 24, 25, che sono proprio gli ultimi versetti del capitolo 4. Dice così: Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il Vangelo del Regno, guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo. La sua fama si sparse per tutta la Siria, gli recarono tutti i malati colpiti da varie infermità e da vari dolori, indemoniati, epilettici, paralitici, ed egli li guarì. Grandi folle lo seguirono dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea ed anche da oltre il Giordano. Amen. Amen. Preghiamo, Padre. In questo momento, Signore, vogliamo sentire una parola che possa prepararci, Signore, in qualche modo a ciò che stiamo per ricevere, Signore, alla Santa Cena, Signore, a questo succo, Signore, a questo pane che per noi rappresentano il tuo sangue e il tuo corpo che tu hai versato e che tu hai spezzato per noi. E io ti chiedo, Padre, che attraverso questa parola tu, Signore, secondo la tua volontà, possa trasformare i nostri cuori, Signore, possa farci intendere un po' di più come tu ci vorresti, come renderci perfetti ai tuoi occhi, Signore, come renderci tuoi figli migliori, trasformando le nostre menti, i nostri cuori, il nostro spirito, Signore. Questo è quello che noi ti chiediamo questa sera, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Prima di cominciare volevo anche salutare i nostri visitanti di questa sera. Oggi sono qua con noi Salvatore e Sonia, che sono i genitori di Fabiana. Cosa può dire la Chiesa? Siete benvenuti nel nome di Gesù.
Siete benvenuti oggi, siete benvenuti quando tornerete. Sappiamo che non abitate qua vicino, quindi non so quando sarà questo giorno, ma spero il prima possibile. Ma il nostro desiderio più grande è quello che possiate uscire di qua oggi con un po' di questo Spirito Santo che è stato qua presente insieme a noi e che ancora ci accompagnerà. Amen. Amen. Abbiamo letto questi primi versetti, ultimi versetti del capitolo 4, in cui ci raccontano un po', giusto per darci un contesto, che cosa stava vivendo Gesù in quel periodo. Era l'inizio del ministero di Gesù, si era appena battezzato, aveva appena ricevuto le tentazioni nei 40 giorni del deserto, aveva appena cominciato a compiere i primi miracoli, il miracolo di Cana e le prime guarigioni, aveva appena scelto i 12 apostoli e dopo aver scelto i 12 apostoli si ritrova a un certo punto in un luogo e arrivano persone da tutte le parti perché sanno che lui è lì. Arrivano malati, infermi, indemoniati, persone con tutti i maggiori problemi di questo mondo e arrivano da ogni parte della Palestina. Abbiamo letto che arrivano dalla Galilea, Gesù si trovava in Galilea in quel momento, arrivano dalla Decapoli che è un'altra regione della Palestina, arrivano dalla Giudea che è ancora un'altra regione, arrivano dal di là del Giordano, al di là del Giordano c'era la Perea che è un'altra regione ancora della Palestina. Praticamente da tutta la Palestina arrivano persone in quel luogo per essere guarite, per essere toccate da Gesù, perché c'è scritto che Gesù veniva toccato e da lui usciva virtù, da lui usciva potenza. C'è scritto questo nel Vangelo di Luca, nello stesso racconto del Vangelo di Luca. E da ogni luogo arrivavano persone per essere guarite, per essere curate da Gesù. C'è scritto che arrivavano anche dalla Siria, che era una nazione che confinava con la Galilea. E che cosa succede? Che Gesù, vedendo tutte queste folle, io sinceramente penso, da come ci viene descritta, no? Quando noi andiamo a leggere il racconto di Gesù che moltiplica i pani e i pesci, c'è scritto che c'erano 5.000 uomini, più donne e bambine, ma da come ci viene descritta mi sembra che la folla qua sia ancora più grande, perché appunto arrivavano persone da ogni regione praticamente della Palestina e anche da un altro stato. Quindi veramente intorno a Gesù c'era così tanta gente che forse Gesù non sapeva neanche dove mettersi per curare tutti quanti. O forse Gesù aspettava che ci fossero effettivamente così tante persone intorno a lui, perché forse il suo scopo non era solamente quello di curare, quello di liberare, quello di ottenere una trasformazione esteriore, ma lo scopo di Gesù, prima di tutto, è quello di ottenere una trasformazione interiore. E la stessa cosa Gesù fa oggi nelle nostre vite. Certo, Gesù ci cura, Gesù ci libera, Gesù compie miracoli nella nostra vita, compie miracoli nella nostra casa. Ne abbiamo testimoniati qualcuno della preghiera che stiamo facendo la mattina, ma la cosa più importante e più grande che Gesù vuole fare nelle nostre vite è trasformarci dentro, è trasformare il nostro cuore, è trasformare le nostre attitudini, è trasformare il nostro modo di vivere, è trasformare i nostri propositi. Io credo che molti che sono qua in questo momento, prima che cominciassero a venire in chiesa, avevano tutti altri propositi di vita. Oggi abbiamo completamente cambiato i nostri propositi di vita, abbiamo completamente cambiato il nostro modo di vedere quali veramente sono le priorità della nostra vita, no? E questa trasformazione è una trasformazione che Gesù ha compiuto nei nostri cuori, che Gesù ha compiuto nelle nostre menti. E per questo motivo forse Gesù ha attirato tutte queste persone attraverso le guarigioni, ma quando è arrivato il culmine, quando tutti erano lì, giudei, galilei, quelli della Decapoli, della Siria, eccetera, eccetera, Gesù ha cominciato a parlare, ha smesso di guarire e ha cominciato a parlare. E in quel momento Gesù ha fatto uno dei sermoni che sono i sermoni è uno dei sermoni, forse il sermone più emblematico, più significativo di tutti i Vangeli. È quello che è conosciuto come il sermone delle beatitudini o il sermone del monte. In realtà non si sa se veramente questo sermone è stato predicato su un monte, perché anche Luca ci racconta questo stesso episodio. Luca però dice che erano in una pianura.
e forse effettivamente erano in una pianura, ma in mezzo a quella pianura c'era una montagnetta e Gesù è andato lì sopra per predicare, perché appunto erano migliaia e migliaia di persone che lo ascoltavano, e Gesù doveva farsi vedere da tutte queste persone. Forse per questo è stato chiamato il sermone del monte sul monte. E in questo sermone Gesù ci racconta una grande verità, ci racconta un grande segreto. E non è un sermone forse tanto bello da ascoltare. Non so se vi è mai capitato di leggere Matteo dal capitolo 5 fino al capitolo 7. C'è tutto questo sermone qua. E non è un sermone tanto bello di ascoltare, perché è un sermone un po' duro. Ma d'altra parte Gesù, quando predicava, era abbastanza duro, no? Gesù picchiava abbastanza con le parole. Non pensate che quando Gesù andava a predicare portava parole d'amore alle persone. Molto difficilmente vedrete Gesù che porta parole d'amore all'interno dei Vangeli. Gesù difficilmente, o anzi mai, dice che la vita è tutta rose e fiori, non preoccuparti, accettami nella tua vita e vedrai la tua vita sarà tutta una gioia. No, Gesù non si comportava così. Gesù è amore, sì, Gesù è amore. Gesù ci ama, sì, Gesù ci ama, ma il modo di Gesù amarci è un modo da padre, un modo con il quale Gesù ci corregge, un modo con il quale Gesù ci esorta, è un modo con il quale Gesù ci istruisce. La stessa Bibbia, quando Paolo scrive a Timoteo che cos'è la Bibbia, che cosa serve la Bibbia, dice la Bibbia serve per riprendere, per correggere, per insegnare la giustizia, per esortare. A questo serve la parola di Dio, e questo Gesù faceva quando predicava. Gesù picchiava con le parole quando predicava. Una volta ha predicato a un certo Nicodemo, a cui ha raccontato un segreto, ha rivelato una cosa grandiosa, ovvero che per andare in cielo bisogna nascere di nuovo. E Nicodemo gli ha risposto: ma come si può nascere di nuovo? E Gesù gli dice: ma scusa, tu non sei un dottore della legge? Questo Nicodemo era uno dei farisei più importanti nella sinagoga, e Gesù gli ha detto: ma scusa, tu non sei un dottore della legge e non sai queste cose? Gesù, quando voleva, picchiava duro quando parlava. La donna adultera, tutti quanti noi sappiamo, ci ricordiamo di quell'episodio della donna adultera che doveva essere lapidata, e Gesù l'ha salvata in qualche modo da questa estrema punizione. Ma quando Gesù l'ha salvata, quando i suoi accusatori di questa donna sono andati via, Gesù non ha detto: dai, non preoccuparti, non è successo niente. Gesù gli ha detto: non peccare più. Quando Gesù parlava andava molto diretto. E anche in questo racconto, anche in questo sermone sul monte, Gesù è molto diretto e è molto duro. Gesù dice in questo sermone: avete udito nella legge passata, non uccidete, ma in realtà io vi dico che se anche non amate il vostro fratello state peccando. Avete udito nella legge passata, non adulterate, ma se anche pensate soltanto state già peccando. Questo sermone di Gesù è un sermone abbastanza duro, e questo sermone di Gesù però ci rivela una cosa molto importante per noi della nostra generazione, molto importante per noi che viviamo in quest'epoca, perché quest'epoca è conosciuta come l'epoca in cui il male più grande, in cui la malattia che colpisce più persone è la depressione. Quanti di voi non dico quanti di voi sono depressi, ma quanti di voi conoscono persone che vivono in depressione? Io ne conosco. E probabilmente tutti noi conosciamo persone che vivono, che hanno vissuto per questo. Proprio i sociologi lo dicono: quest'epoca è l'epoca della depressione. La malattia più grande oggi non è la peste, la malattia più grande oggi non è neanche il Covid, la malattia più grande oggi è la depressione, e in Italia la depressione è più diffusa che in molti altri stati del mondo. Eppure Gesù ci ha rivelato in questo sermone sul monte in che modo possiamo sconfiggere la depressione, perché il nemico più grande della depressione è la felicità. È la felicità. E in questo sermone Gesù ci parla di felicità. In questo sermone Gesù ci rivela il segreto di come essere veramente felici, e ce lo rivela proprio all'inizio, quando ci parla delle beatitudini. Gesù dice così, c'è scritto al capitolo 5, dal versetto 1 in avanti: Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere.
I discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. Queste sono le beatitudini, come Gesù ha cominciato questo discorso sul monte. E la parola beati, Gesù dice beati, beati, beati. La parola beati significa felici. Una persona beata è una persona felice, ma non è una felicità comune. L'essere beato è una felicità suprema, è una felicità estrema, è una felicità divina. Essere beato è la felicità più grande che possa esistere. E Gesù ci rivela in che modo noi possiamo essere beati. Abbiamo letto in che modo possiamo essere beati. Beati i poveri di spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati, eccetera, eccetera. Gesù in tutte queste beatitudini ha fatto delle promesse, e queste promesse sono quelle che ci danno la gioia più grande. Di loro è il regno dei cieli, l'essere consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati gli affamati di sete e gli affamati, gli assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché riceveranno misericordia. I puri di cuore, perché vedranno Dio. I pacificatori, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati, perché di loro è il regno dei cieli. Tutte queste promesse che Gesù ha fatto a queste persone sono quelle che veramente ci danno la felicità, ci danno la vera felicità, ci danno la beatitudine. Solo che non so se avete notato che tutte queste promesse hanno una cosa in comune: beati i poveri di spirito, perché di loro è il regno dei cieli. La promessa è per il regno dei cieli. Beati gli afflitti, o in altre versioni c'è scritto quelli che piangono, perché saranno consolati. E questa consolazione è quella consolazione che noi avremo quando abiteremo nella nuova Gerusalemme alla fine dei tempi, perché lì c'è scritto che non ci sarà pianto, non ci sarà tristezza, e quella sarà la maggiore consolazione. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Qua Gesù si rifà a un salmo, al Salmo 37, in cui dice che arriverà il giorno in cui gli empi, in cui gli ingiusti avranno la loro punizione, ma i mansueti erediteranno la terra. E anche qua si sta riferendo alla fine dei tempi, a quando abiteremo in cielo. Poi dice beati gli affamati, gli assetati di giustizia, perché saranno saziati. Si riferisce al giudizio finale. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia. Si riferisce sempre al giudizio finale. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Qua si rifà il Salmo 24. C'è una canzone anche che noi cantiamo, no? Padre, dammi un cuore puro. Chi salirà sul monte del Signore? Questo salmo si rifà sempre al regno dei cieli. Beati i pacificatori, perché saranno chiamati figli di Dio. E anche questo si rifà a un versetto dell'Apocalisse in cui Gesù ci chiamerà figli di Dio. Beati i perseguitati per Gesù, perché di loro è il regno dei cieli. Tutte queste promesse, tutte queste beatitudini si rifanno all'eternità. Tutte queste beatitudini si rifanno alla nostra vita che vivremo in paradiso, che vivremo con Gesù, che vivremo nella nuova Gerusalemme alla fine dei tempi. E allora la domanda che noi ci possiamo fare è: ok, alla fine dei tempi saremo felici, in cielo saremo felici. È chiaro che se in cielo non saremo felici, che cosa ci stiamo a fare qua? Ma la domanda che ci possiamo fare è: qua, oggi, sulla terra,
possiamo avere questa felicità oppure no? O dobbiamo aspettare la fine dei tempi per essere felici? La buona notizia che Gesù ci dà è che quando Gesù ci parla, dice beati. Oggi beati i poveri di spirito. Non dice saranno beati i poveri di spirito. Dice beati gli afflitti, beati coloro che piangono. Non dice saranno beati coloro che piangono. Quindi sì, oggi si può ottenere la felicità. Oggi noi possiamo avere questa felicità, questa beatitudine, questa felicità suprema. E in che modo possiamo ottenerla? Perché non so se avete letto, se avete sentito molto bene, non penso che essere povero in spirito ti renda felice. Non penso che essere perseguitato ti renda felice. Non penso che piangere ti renda felice, sarebbe un controsenso. Non penso che essere troppo buono o non avere mai avuto giustizia, queste cose non ci rendono felici. Allora in che modo noi possiamo essere felici? Se Gesù ci dice oggi tu puoi essere beato, tu povero di spirito, tu sei beato oggi, lo sarai anche in futuro quando avrai il regno dei cieli. Tu mansueto sei beato oggi, lo sarai anche in futuro quando erediterai la terra. Tu che oggi stai piangendo, tu afflitto, tu oggi puoi essere felice. Lo sarai anche in futuro quando sarai consolato, là nel regno dei cieli, sì lo sarai, ma oggi tu lo puoi essere. Gesù ci dice beati oggi, non ci dice saranno beati. Ma in che modo? Perché in queste beatitudini, se voi andate in uno studio di uno psicologo e gli dite signor psicologo, se io piango sono felice, il psicologo ti dirà di no, non sei felice se piangi. Se io non ho mai avuto giustizia sono felice, no, non sei felice se non hai mai avuto giustizia. È un controsenso, tutto quello che dice Gesù in queste beatitudini è tutto un controsenso, è la pazzia del Vangelo, no? Allora in che modo io posso essere veramente felice essendo tutte queste cose o una di queste cose? La risposta Gesù ce la dà proprio all'inizio di questo racconto, quando Gesù dice così: Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro. Il vero modo per essere felice è essere sì povero in spirito, mansueto, eccetera eccetera, misericordioso, perseguitato, pacificatore o colui che si adopera per la pace, ma non possiamo essere queste cose da sola. La cosa principale è accostarsi a Gesù. I discepoli si sono accostati a lui e a quei discepoli, in questa versione non c'è scritto, in varie versioni c'è scritto Gesù non dice beati poveri di spirito, Gesù dice beati voi poveri di spirito. Gesù sta parlando con le persone che si erano appena accostate a lui, che si erano appena avvicinate a lui. Beati voi che state piangendo, beati voi che siete afflitti, beati voi che siete mansueti, voi che vi siete appena accostati a me e per me siete perseguitati, voi siete beati. Non so se vi ricordate, qualche anno fa cantavamo una canzone, una lode che faceva così: ai piedi della croce io starò. Vi ricordate? Ai piedi della croce. Ecco il segreto per la vera felicità. Ai piedi della croce, celebrando la grandezza del suo amore, prostrandomi ai suoi piedi adorerò, ricevendo la sua grazia nel mio cuore. Io so che c'è potenza nel suo sangue, che un bel dì i miei peccati hai perdonato.
non c'è nessun altro come il mio Signore, morto per me al posto mio, risuscitò, ritornerà, la sua chiesa rapirà, saremo con lui per l'eternità. Vogliamo essere veramente felici, noi possiamo esserlo quando ci accostiamo a Gesù, quando ci mettiamo ai piedi di quella croce. Perché se noi siamo con Gesù, allora quelle parole, essere poveri di spirito, hanno senso, se no non hanno senso. Che cosa vuol dire essere povero di spirito? Nessuno vorrebbe essere povero di spirito. Ma se noi capiamo che povero di spirito significa letteralmente colui che si piega al vento, e se noi capiamo che la parola vento è la stessa parola di spirito, il povero di spirito è colui che si piega allo Spirito Santo, è colui che si piega alla volontà dello Spirito Santo, e questo noi lo possiamo avere se siamo vicini a Gesù, se siamo insieme a Gesù. Oggi siamo qua per celebrare la Santa Cena, siamo qua per celebrare quel giorno che Gesù è morto ed è risorto per noi. Ma quel giorno non è stato semplicemente il giorno in cui Gesù è morto e risorto, non è stato semplicemente il giorno in cui Gesù ci ha donato la grazia e ci ha reso partecipi dell'eternità insieme a Lui. Quel giorno è stato anche il giorno in cui Dio ha fatto una cosa che prima non si era mai vista. Ha rotto dall'alto verso il basso il velo che c'era nel Tempio, che separava tutto il Tempio dal Santo dei Santi, ovvero il luogo in cui c'era la presenza di Dio. È attraverso questo atto col quale Dio ha rotto questo velo, ha strappato questo velo, ci ha permesso di andare alla sua presenza a tutti noi. Noi ogni giorno siamo invitati da Dio ad andare alla sua presenza. Noi ogni giorno siamo invitati da Dio ad accostarci a Lui. Noi ogni giorno siamo invitati da Dio a andare ai piedi di quella croce. Perché se noi siamo accostati a Lui, se noi siamo ai piedi di quella croce, se noi siamo vicini a Lui, allora queste beatitudini possono avere un senso nella nostra vita e possono donarci veramente felicità. Perché quando Gesù dice beati coloro che sono afflitti, queste parole non hanno senso se la nostra afflizione non è passata di fianco a Gesù. Perché Gesù è colui che ci dà la mano per rialzarci da questa afflizione, perché Gesù è colui per il quale vale la pena essere afflitti, perché Gesù è colui per il quale vale la pena piangere, perché Gesù è colui per il quale vale la pena essere perseguitati. Ah, ma non ci perseguitano, qua in Italia non ci perseguitano per Gesù, come non ci perseguitano? Tutte le volte che tu non hai il coraggio di parlare di Gesù alla persona che lavora con te, perché hai paura di ciò che lei potrebbe pensare di te, perché oggi il mondo ha un sistema mentale per il quale tutti rifiutano il Vangelo, quella è già persecuzione. Tutte le volte che tu hai paura a dare una parola di benedizione a una persona, perché non sai se questa persona ti risponderà male, quella è già persecuzione. Questa è una persecuzione velata, una persecuzione, è vero, non ci sparano per strada se abbiamo una Bibbia in mano, ma se quello che noi viviamo là fuori non ci dà il coraggio di vivere liberamente il nostro essere cristiani, di vivere anche all'esterno e non solo in chiesa il nostro essere cristiani, noi siamo perseguitati. Ma Gesù ci dice: se siete perseguitati insieme a me, se io sono con voi, se voi mettete questa persecuzione ai piedi della croce, io sarò la vostra roccia in ogni momento in cui voi darete una parola a qualcuno, io sarò la vostra forza in quel momento, io vi darò le parole da dire in quel momento, lo Spirito Santo che abita in voi vi insegnerà le parole da dire in quel momento, affinché ogni parola che voi direte possa fare breccia nel cuore delle persone. Beati coloro che si adoperano per la pace. Queste parole non hanno senso se noi non siamo con Gesù, perché Gesù ci dice: io vi do la pace, ma non vi do la stessa pace che il mondo vi dà. La pace di Gesù è una pace diversa. La pace di Gesù è una pace diversa. La pace di Gesù è una pace che trasforma i cuori delle persone. La pace di Gesù non è una pace che ci fa sconnettere come la pace che il mondo ci dà.
No, la pace di Gesù è una pace diversa, è una pace che ci riempie il cuore. La pace di Gesù è una pace diversa, e per questo quando Gesù dice ai suoi apostoli andate a predicare il Vangelo, gli dice voi però entrate di casa in casa e in ogni casa entrate portando la mia pace, la mia pace. Gesù non dice andate di casa in casa a portare la mia cura, dopo curate. Gesù non dice andate di casa in casa a scacciare demoni, dopo li scacciate. Gesù non dice andate di casa in casa a fare miracoli, poi potete anche farli, ma la prima cosa che voi fate quando andrete nelle varie case è portare la mia pace, perché è attraverso la mia pace che le persone possano essere trasformate. Ciò di cui Gesù si importa più di tutto è la nostra trasformazione, è la nostra trasformazione, è il nostro affinarci, il nostro essere perfetti per partecipare a momenti come questi, per vivere momenti come questi, come la Santa Cena, per essere degli strumenti nelle sue mani. Appena Gesù finisce queste beatitudini, parte con il versetto 13 di Matteo, capitolo 5, versetto 13, e dice voi siete il sale della terra. Ovvero io vi ho dato queste beatitudini affinché voi siate trasformati, perché voi dovete essere coloro che trasformeranno questa terra. Voi dovete essere coloro che darete sapore a questa terra. Voi dovete essere coloro che darete il gusto a questa terra. Voi siete il sale della terra. Che ognuno di noi possa vivere questa felicità che viene da Gesù. Che ognuno di noi possa trasmettere questa felicità che viene da Gesù. Per viverla dobbiamo essere vicini a Lui. Non possiamo essere lontani. Per viverla noi dobbiamo vivere ai piedi della croce. Noi dobbiamo mettere nelle sue mani ogni situazione della nostra vita. Noi dobbiamo mettere nelle sue mani ogni afflizione della nostra vita. Noi dobbiamo mettere nelle sue mani ogni causa della nostra vita. Voi che siete assetati e affamati di giustizia, voi che non avete mai avuto giustizia fino a oggi, venite ai piedi della croce. Lì troverete la vera felicità, perché Gesù è il nostro avvocato. Gesù non solamente ci difenderà nelle nostre battaglie, Gesù ci darà vittoria nelle nostre battaglie. Gesù è il nostro avvocato. Voi che siete mansueti, che fino adesso avete sempre dato l'altra guancia, se avete Gesù di fianco, le persone vedranno il vostro esempio. Io voglio invitarti a alzarti in piedi in questo momento, chiamare il gruppo di lode. Fare una preghiera per chiedere questo a Gesù, che ognuno di noi possa andare ai suoi piedi, che ognuno di noi possa andare ai suoi piedi. Stavo parlando l'altro giorno con Sandro, con il presbitero Sandro, che tante volte cantiamo canzoni che dicono io mi arrendo, è difficile certe volte cantare queste parole, no? Arrendersi è una cosa, anche Gabriele ha commentato, arrendersi è una cosa della quale nessuno vorrebbe fare. Chi vorrebbe arrendersi? Nessuno vorrebbe arrendersi. Tutti vogliamo vincere, nessuno vorrebbe arrendersi. Però vi dico una cosa, l'orgoglio è ciò che più di tutto toglie le benedizioni dalla nostra vita. L'orgoglio è ciò che più di tutto ci allontana dalla felicità, perché l'orgoglio è ciò che più di tutto ci allontana da Dio. Volete essere veramente felici? Gesù ci ha già dato la risposta. Avvicinatevi a me. Avvicinatevi a me. Voi che siete poveri di spirito, voi che sapete piegarvi alla volontà dello Spirito Santo, avvicinatevi a me, perché qualsiasi situazione che state passando, lo Spirito Santo sarà con voi e lo Spirito Santo ha sempre il meglio per noi. Voi che siete mansueti, avvicinatevi a me, perché io sarò la vostra forza. Voi che siete afflitti, avvicinatevi a me, perché io sarò la vostra consolazione. Voi che siete affamati, assetati di giustizia, avvicinatevi a me, perché io vi difenderò e io vi darò vittoria. Voi che siete coloro che si adoperano per la pace, avvicinatevi a me. Avvicinatevi a me, perché io sono la pace.
voi che siete perseguitati per il mio nome, avvicinatevi a me, perché voi otterrete un grande premio lassù in cielo. Preghiamo insieme che Dio possa aiutarci a togliere ogni orgoglio dalla nostra vita, a essere come quelle persone che vengono da ogni parte del mondo per ascoltare una parola di Gesù, per avvicinarsi a Lui, per riuscire a toccare il suo vestito. E sì, non è male andare da Gesù per cercare una guarigione, ma quando siamo lì, quando ascoltiamo la sua parola, ascoltiamo una parola che possa trasformare la nostra vita, che possa togliere l'orgoglio da noi, che possa aiutarci ad andare ai piedi della croce ogni giorno per essere realmente felici, per essere realmente felici. Amen. Padre, nel nome di Gesù, Signore, in questo momento io ti prego, Signore, per ognuno di noi, Signore. Io ti prego, Signore, che tu possa venire, Signore, col tuo spirito in un modo nuovo nelle nostre vite, Signore, togliendo ogni orgoglio da dentro di noi, Padre, affinché ognuno di noi possa, Signore, arrendersi a te, affinché ognuno di noi, Signore, possa andare ai tuoi piedi, Dio, ascoltare quell'invito che tu ci hai fatto fin da quel giorno in cui hai strappato il velo del tempio, che ci hai ripetuto e ci hai ripetuto, quell'invito che dice: ecco, io sto alla porta e busso, a chi mi apre io entrerò da lui. Padre, io ti chiedo, Signore, che tu possa farci partecipare a questa cena. Padre, io ti chiedo che tu possa mettere in noi, Signore, uno spirito nuovo, un cuore nuovo. Togli, Signore, il nostro cuore di pietra, dacci un cuore di carne, Signore, affinché possiamo vivere questo invito per essere veramente felici. E attraverso questa felicità, Signore, che noi possiamo essere trasformati, possiamo essere un buon sale per questa terra, affinché le nostre parole possano, Signore, portare sapore a questo mondo, affinché le nostre azioni possano portare cambiamento intorno a noi. Nel nome di Gesù, Padre, benedici la tua Chiesa, Dio. Benedici la tua Chiesa che oggi è qua ad adorarti, Signore. E io ti prego, donaci la tua beatitudine. Nel nome di Gesù. Amen.
mettere il brano della Santa Cena. I versetti prima Corinzi, il brano che leggiamo. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, ha preso anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Perché ogni volta che mangiate questo pane e bevete questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Amen. Andando avanti nei versetti, Paolo scrive così: prima di prendere questo pane, prima di prendere questo calice, ognuno esamini se stesso, ognuno esamini se stesso e ognuno veda quello che ha passato in questa settimana, ognuno veda ogni pensiero che ha avuto in questa settimana, ognuno veda ogni parola che ha avuto in questa settimana, ogni parola col proprio marito, con la propria moglie, con i figli, ogni parola con il collega, col datore di lavoro, col compagno di scuola. Ogni parola, ogni pensiero, ogni gesto, ogni attitudine, tutto ciò che non è andato in questa settimana. Abbiamo appena cantato che Gesù per noi ha parole di vita e io in questo momento, finché ognuno pensa ad ogni attitudine sbagliata che ha avuto questa settimana, io vorrei pregare affinché Dio possa togliere questa attitudine da noi, affinché Dio possa perdonare questi peccati a tutti quanti noi, affinché Dio possa darci una nuova vita per prendere oggi purificati questa Santa Cena. Amen. Facciamo questa preghiera insieme in questo momento. Padre, in questo momento, Signore, vogliamo pregarti, Signore, affinché Tu possa purificare i nostri cuori, possa purificare, Signore, tutto ciò che c'è da purificare, da santificare in noi, da lavarci, Signore, con il Tuo Spirito, Signore, con il Tuo sangue, Padre. Perché, Signore, noi siamo peccatori, Signore, e anche in questa settimana, in questo mese, in questi giorni, Signore, noi abbiamo peccato. Signore, Ti chiediamo scusa, Signore, per ogni errore che abbiamo commesso, per ogni parola fuori luogo, Signore, per ogni gesto, per ogni pensiero, Signore. Tutto ciò, Signore, che va contro Te, Signore, tutto ciò che va contro il sacrificio che Tu hai fatto per noi, Dio. Signore, noi in questo momento esaminiamo noi stessi e ci rendiamo conto, Signore, che senza di Te, senza la Tua grazia, noi non potremo nulla. Per questo, Padre, io Ti chiedo di perdonare il mio peccato, come ognuno di noi Ti sta chiedendo, Signore, per renderci, Signore, più puri, per ricevere, Signore, oggi quello che per noi rappresenta il Tuo sangue e il Tuo corpo che Tu hai versato per noi. Padre, noi crediamo che questo sia un momento molto importante. Noi vogliamo, Signore, sentirti dentro di noi, sentirti più vicino a noi, vogliamo sentire la Tua presenza. Per questo, Dio, io Ti chiedo di renderci puri in questo momento, per vivere, Signore, la Tua Santa Cena come è giusto che viviamo. Nel nome di Gesù, Padre, benedici, Signore, questi alimenti, consacrali, Signore, e benedici la Tua Chiesa. Amen. Ricordo, per piacere a chi non è battezzato e non può partecipare o non se la sente di partecipare della Santa Cena, di rimanere seduto.
che è questo amore che ha cambiato la mia vita, e che è questo amore che allontana il mio timore. Suo nome è Gesù, suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Che è questo amore che ha cambiato la mia vita, e che è questo amore che allontana il mio timore, e che è questo amore che mi ha scelto dall'inizio, e che è questo amore che brucia dentro me. Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Amen. Allora, come il nostro Signore Gesù ci ha insegnato, come uno in Cristo, prendiamo questo pane che per noi rappresenta il corpo che Gesù ha strappato per noi sulla croce. E dopo il pane prendiamo insieme questo calice che per noi rappresenta il sangue che Gesù ha versato per noi, per purificarci da ogni nostro peccato e per vivere un'eternità insieme a Lui.
dichiarare un'ultima volta tutti insieme: morì come un agnello, ma come un leone lui è tornato. Richiamiamolo tutti insieme questo. Questo è quello che noi crediamo. Gesù, il leone della tribù di Giuda, ha vinto la morte e l'ha vinta per noi. L'ha vinta per noi. Amen. Amen. I compleanni di questa settimana? Benji, lo so. Grazie. Grazie per avermelo ricordato. Oltre a Benji, qualcun altro ha compiuto gli anni questa settimana? Nessun altro? Allora chiamiamo Benji. Preghiamo insieme per benedire la vita di Benjamin, quest'altro anno che Dio gli ha concesso, che possa essere un anno pieno di gioia, di allegria, di benedizioni. Amen. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, io ti prego per la vita di Benjamin, Signore, ti prego per questo nuovo anno che tu gli hai concesso, Signore. Io ti chiedo di farlo crescere, Signore, ogni giorno, Signore, alla tua presenza, nelle tue vie, Signore. Io ti chiedo di proteggerlo in ogni momento, Signore. Io ti chiedo, Signore, di donargli tanta gioia, tanta felicità, Signore, che tutto ciò che c'è di meglio possa arrivare, Signore, nella sua vita in questo nuovo anno e in quelli che verranno. Nel nome di Gesù, Padre, benedici Benjamin e il suo 8° anno. Amen.
possa benedire la tua settimana, che Dio possa riempirla con ogni sorta di beatitudine, che Dio possa essere presente in tutti i giorni che verranno e che tu possa ogni giorno cercare di accostarti un po' di più a questo Gesù che è stato qua con noi questa sera. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi, e insieme possiamo dire Amen. Dio vi benedica in nome di Gesù.